La padela de Barba Zuccon. Questa è la storia che racconta del mago stregone Barba Zuccon e di una bambina che lo volle ingannare. Inviata dalla mamma a casa dello stregone con una padella piena di frittelle per ricambiare un prestito fattole, la bambina, vittima dell'ingordigia, mangiò tutte le frittelle per la strada, sostituendole con cacca d'asino fumante. Il Barba, accortosi dell'inganno, promise alla bambina che nella notte l'avrebbe mangiata. Ma la mamma, saputo del misfatto, organizzò una trappola allo stregone che, giunto nella notte per adempiere alla sua vendetta, fece scappare Barba Zuccon a gambe levate, non rivedendolo mai più.